Giornata a tutti e salutiamo anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. Buongiorno Presidente, puntualissimi il martedì. Allora, a Cortina ci sono i corsi di giornalismo, quelli diciamo di aggiornamento professionale obbligatori, quindi abbiamo una Cortina piena di rappresentanti della stampa e so che lei voleva effettivamente, e ha fatto anche un comunicato che ho letto, rivolgere un appello anche alla stampa affinché non dimentichi e quindi si occupi di quello che è successo giorni fa sulla riviera del Brenta. Guardi, siamo davanti a un'autentica tragedia. Capisco che siamo alla periferia dell'impero, posso capire che il termine tromba d'aria viene catalogato nell'immaginario collettivo come una seccatura, però qui siamo davanti a un tornado, 92 feriti, un morto, oltre 500 abitazioni danneggiate, delle quali 100 da demolire, più di 250 auto da rottamare e un sacco di danni. Questo lo dico perché se qualcuno vedesse lo scenario del post-tornado vedrebbe uno scenario tipico di un terremoto anche importante. Basti pensare che una villa veneta, Villa Fini, proprio in quel di Dolo, è stata letteralmente rasa al suolo. Per cui è fondamentale che ci sia sensibilizzazione e se ne parli a livello nazionale. Direi che i giornalisti che sono presenti a Cortina, se sono a Cortina vuol dire che amano il Veneto, diano una mano al Veneto, questo è il mio appello che faccio a tutti i giornalisti presenti. Senta, come aiuti immediati cosa si può fare? Quali sono stati? Si può fare che oggi l'aiuto economico, se si vuol dare, basta andare sul sito della regione, regioneveneto.it, e lì c'è il conto corrente per fare il versamento. Partiremo anche con gli SMS, ci mettiamo qualche giorno in più a organizzare perché è una cosa un po' più complicata. Sì. Dall'altro c'è da dire che poi l'unico aiuto che c'è stato fino ad oggi è quello della regione, che praticamente ha stanziato 6 milioni di euro. Adesso aspettiamo quelli del governo, che dovrà mettere una parte importante, visto e considerato che i danni passano i 100 milioni di euro. Cos'è, Presidente, un fondo mutualistico anticatastrofi? Ma questa è una riflessione che io pongo, nel senso che noi veneti siamo tutti pronti a stare al telefono e dire: ma Luca, cosa posso fare per dare una mano a questi signori? Chi non verserebbe oggi 1 euro, 2 euro, 3 euro, 5 euro per dare una mano a questi signori? Allora dico, ma perché non decidiamo di fare che ogni anno ogni persona versa 1 euro, 2 euro e la regione fa una cassa che a quel punto sarà una cassa di 5-6 milioni di euro e restano lì a disposizione delle catastrofi, no? Visto e considerato che ci sono dei momenti nei quali bisogna intervenire. Qualcuno potrebbe dire: con tutte le tasse che paghiamo, sì, è vero, è assolutamente vero, però va anche guardata in faccia la realtà, che è una realtà che oggi ci pone dire che se uno sta male non è che possiamo fare disquisizioni sulle tasse che paghiamo, dobbiamo dargli una mano. Certo, ma abbiamo visto le foto, ma come lei dice bisognerebbe vedere dal vivo, no? Cos'è effettivamente? Ma sì, no, adesso io non mi invito ad andare lì perché il turismo del macabro, come voi sapete, io l'ho detto a Refrontolo, lo dico anche in questa occasione, però è altrettanto vero che non c'è lo scenario. Io ho visto terremoti, anche terremoti importanti, però questo è uno scenario veramente inquietante. Allora, no a nuove tasse, questo è sicuro, insomma. Ma sì, cioè, le tasse al momento non se ne parla. Sono però convinto, sentendo i cittadini, che se decidessimo di chiedere ai cittadini 2-3 euro all'anno a testa, ma veramente 2-3 euro all'anno a testa, per la vita a un microfondo, cioè potremmo anche dire di farlo addirittura volontario, solo che poi uno non è che non versa i 2 euro, è che si dimentica, è una rogna versare i 2 euro, quindi forse troveremo un sistema se decidiamo, ma non sarà nulla di così drammatico, fermo restando che al momento non abbiamo deciso nulla. Presidente, allora una polemica tra Veneto e Sicilia ieri correva anche sul web. Il governo ha assegnato 300 milioni alla Sicilia per ripianare il buco nel bilancio. Questa notizia ha scatenato proprio l'indignazione di alcuni senatori e quindi è cominciato questo botta e risposta, a volte anche con parole anche fuori luogo. Ma guardi, c'è che la Sicilia non sia l'emblema della buona amministrazione, non lo diciamo noi, lo dice la Corte dei Conti, lo dicono altre realtà, lo dicono i rapporti, lo dicono i dati sui costi standard, lo dicono un sacco di realtà. Allora, la Sicilia deve riscattarsi proprio per i beni dei siciliani
e rientrare in un percorso di virtuosità. Se poi c'è qualcuno che vuole fare lezione al Veneto, ci confrontiamo fino in fondo, però con una regola: chi vince poi fa pagare il conto all'altro. Mi sembra opportuno. Vorrei parlare con lei anche dei profughi, perché è sempre peggio. Adesso anche i sindaci cominciano veramente ad arrabbiarsi, anche i nostri qui su. Sì. Guardi, il tema dei profughi è molto chiaro. Noi abbiamo avuto 62.000 immigrati con il governo Berlusconi, siamo nel 2011. A quel punto l'allora ministro Maroni mette in piedi tutta una serie di relazioni e accade che nel 2012 non c'è già più il governo Berlusconi, perché cade a novembre, però già quelle relazioni, i campi profughi in Africa e i respingimenti eccetera portano nel 2012 a una contabilità finale di 13.000 immigrati. Siamo con il governo Monti, che non ha nessun merito, gode dei meriti delle attività fatte dagli altri. Monti non si interessa di queste cose, passa il testimone a Letta, siamo nel 2013, Letta chiude la contabilità con 43.000 immigrati. Letta passa e non si interessa del problema, passa il testimone a Renzi, siamo nel 2014, Renzi chiude con 170.000 immigrati. Renzi non si interessa, passa il testimone a se stesso e nel 2015 chiuderà con 200.000. La dimostrazione è che qui non bisogna farli arrivare, bisogna aiutarli a casa loro. Su 579 comuni del Veneto solo 5 hanno dichiarato disponibilità ad accoglierli, il che vuol dire che noi diciamo di no, anche perché questi non sono profughi. Le avete viste le immagini di Eraclea? Sì. Non venitemi a raccontare che gente che ha i muscoli così sviluppati, bei tonici, bei sani, bei in carne, scappano dalla fame, ma non esiste questa pantomima qui. Ma prova sia che lo stesso governo ci dice che su 3 immigrati 2 non saranno mai, non avranno mai riconoscimento dello status di profugo. Questa è la statistica. Allora noi stiamo portando a casa, su 2 casi su 3, persone che non hanno nessun diritto ad essere ospitati come rifugiati o profughi, cioè non scappano dalla fame. Guardate, noi abbiamo il 22% di quelli che arrivano in Veneto che sono senegalesi. In Senegal noi andiamo a comprare le settimane per andare in vacanza, cioè questa c'è la dimensione del Senegal, cioè non sta né in cielo né in terra, capite? I veri profughi qua siamo noi veneti, sono quelli che hanno avuto il tornado, sono quelli che hanno le difficoltà, quelli che non hanno un lavoro, i pensionati con la pensione minima, questi sono i profughi. Allora, Presidente, un'ultima cosa, i tiri incendiati alla Veronesi, so che lei ha espresso anche la sua... Va condannato senza se e senza ma. Io spero che si chiarisca subito anche la dinamica, perché è fondamentale capire la matrice di questa partita. Io non me ne intendo, non mi occupo di queste cose, però capire di cosa si tratta, questo sì, perché riusciamo a chiudere il cerchio in maniera migliore. Si dice che sia un terrorismo di ambientalisti, fondamentalisti, questo sarebbe deplorevole e scandaloso se fosse così. E vediamo di verificarlo fino in fondo, perché andare a bruciare 15 camion, perché non la pensi come l'azienda che c'è lì, insomma, penso che non sia il massimo della vita della serietà. Speriamo che li mettano in galera, dai, che li prendano. Senta, magari. Presidente, cosa farà questa mattina, oggi? Questa mattina, guardi, c'ho già la coda a ricevo, dopodiché se per solite attività della regione, insomma, andiamo abbastanza. Va bene, buon lavoro, ci sentiamo martedì, grazie infinite. Grazie a lei, buongiorno. Grazie a Luca Zaia. Allora veniamo adesso.